non c'è bisogno di andare in latitudini più vicine all'equatore, ma anche qua a Milano tutta una serie di cattive abitudini trovano casa a Milano come a Torino. Questo è il bello di vivere nelle grandi città d'Italia. Chi parla vostro sparacazzate preferito, Federico, rigorosamente in diretta oggi, martedì 18 febbraio 2025 dai studi di via Carlo Bellerio 41 in Milano. Dall'altra parte del canone legnoso la mitica Sveva, forza Sveva, in regia, senza la cui preziosissima opera tutto questo non sarebbe possibile. Vi annuncio già ora che per la prima mezz'ora le linee telefoniche resteranno rigorosamente chiuse, ripeto. Prima mezz'ora linee chiuse perché ho un ospite importantissimo da presentarvi, ma soprattutto un amico di Radio Libertà e dello Spazio Più. Oggi mi fa cenno Sveva. Abbiamo al telefono Carlo Maria Persano, scrittore, economista, conferenziere, ma soprattutto amico di Radio Libertà e dello Spazio Più, dei professionisti, imprenditori uniti. Quindi buonasera Carlo, grazie per essere qua con noi. Grazie del vostro invito, buonasera a voi. Carlo, nemmeno a farla apposta c'è un sacco di pane per i tuoi denti, ma per i nostri denti, dei nostri ascoltatori che non ora ma in seguito chiameranno, così riusciamo un po' a ragionare. Partiamo dall'attualità subito di quello che sta succedendo, insomma, dell'impegno che l'amministrazione americana sta prendendo per la pace in Ucraina, visto che c'è stato un vertice ieri che a quanto pare a Parigi è stato nettamente infruttuoso, per usare un eufemismo. Ti volevo chiedere, ma cioè il mondo si è capovolto, ora gli Stati Uniti vogliono la pace e l'Europa si mette di traverso, o sono io che ho capito male gli accadimenti recenti? Ma guarda, non hai capito male, però c'è da fare secondo me una prima distinzione. Non c'è un solo Stati Uniti, ci sono due Stati Uniti. Gli Stati Uniti delle varie congreghe, Biden, i Clinton, gli Obama, i repubblicani che facevano finta di farsi opposizione, tipo i Bush, e poi sono arrivati questi Stati Uniti di Trump che sono tutta una cosa completamente diversa e per i quali e che vengono visti come acerrimi nemici da tutti questi altri, quest'altro gruppo di potere che, non dimentichiamolo, ancora oggi il potere più grosso è quello. Uno si fa distrarre da Musk, dal salto della quaglia di Bill Gates, di Bezos, però e di Zuckerberg, ma alla fine i veri ricchi sono ancora da quella parte. I ricchi che di ricchezze solide da almeno 100 anni. Sì, in Quindi effetti ci sono due Stati Uniti, Federico. Sono due diversi. E tra l'altro, se mi permetti, e se posso, se può devi, Carlo, interessare, devi. c'è stato l'intervento del vicepresidente americano pochi giorni fa a Monaco di Baviera, che ha chiarito bene questa. Non so se è stato seguito, perché Vance ha parlato praticamente a un meeting sulla sicurezza mondiale, quindi sicurezza sia dal punto di vista dei confini, sia dal punto della sicurezza interna. Lì era appena successo, era in Monaco di Baviera, era appena successo che quell'auto era andata su con la bambina e su con la mamma, purtroppo facendo un mezzo massacro. Però è stato casuale la situazione. Lui si è rivolto alla platea che aveva davanti e la prima cosa che bisogna dire è che quasi tutta quella platea era contro di lui, nasceva contro di lui, a iniziare dal segretario della NATO che era presente, Stoltenberg, e c'era tutta una fila di generali della NATO che erano tutti i generali che erano stati nominati grazie alle amicizie di questi gruppi della sinistra mondiale, erano tutti gli schierati, con le facce tesissime e con
con lo sguardo torvo nei confronti di Vance. E Vance gliele ha cantate in una maniera, le nostre televisioni non hanno dato molto spazio, ma quello gliene ha dette di tutti i colori, questo Vance qui, questo vicepresidente. Gli ha detto, voi oggi volete parlare di sicurezza, gli ha detto, ma voi mi spiegate che cosa... Sì, posso dire anche che lui ha detto avete paura dei vostri popoli, avete paura del vostro elettorato. Sì, Ci ha accennato un po' il caso romeno, no? peggio, Federico. Sì. Ha detto di peggio, perché lui è entrato proprio nel dettaglio, ha detto voi però mi dovete spiegare, potrebbe usufruire di questa sicurezza, visto che vi state comportando come si comportava l'Unione Sovietica. Così gli ha detto, testuali parole. Quindi voi, ci sono state le elezioni in Romania, e quelle gliele ha rifacciate 2 volte, e voi avete detto con dei pretesti di poche centinaia di migliaia di euro, avete detto con dei pretesti che quelle elezioni non erano regolari, mentre il popolo aveva chiaramente scelto. Poi ha detto, poi fate arrestare delle persone se pregano a 50 metri dalle cliniche antiaborto, se pregano in silenzio, lui ha precisato, non stava facendo niente, pregava in silenzio, solo che non poteva stare lì perché era la clinica dove avevano abortito lui e la sua fidanzata a suo tempo, e questo si era pentito, e niente, è stato arrestato, ha presentato tutta una serie di questi dettagli di situazioni così veramente da blocco sovietico. Poi è passato a dire, e qui è il punto Federico, a dire ma non siete solo voi, anche dall'altra parte dell'Atlantico dove ci siamo noi, ci sono i vostri amici che si stavano comportando alla stessa maniera. E ha fatto anche lì gli esempi. Per esempio ha detto, quando è stato detto che la Cina era scappato dai laboratori il batterio del Covid, e voi avete detto, gli altri americani avevano detto che non era vero, e oggi invece non solo si è scoperto che era vero, questo non l'ha detto lui, ma sappiamo tutti che per di più, a causa di questo, Trump ha dato la grazia preventiva a Fauci, che aveva negato tutta questa situazione. No? Carlo, Fauci... perdonami, Biden ha dato la grazia preventiva a Fauci, sì, c'è stato un refuso, ragione, scusa, ma... sì. E poi il virus del Covid, che qua se no ci stanno già scrivendo, era un virus, così nessuno Va bene, ha giusto, niente va da bene, dire a casa, perdonami. No, ma è giusto, invece è giusto essere precisi, per carità, no, ho sbagliato io. No, capitano i refusi, io sono il primo a sbagliare il radio, ma i nostri ascoltatori ci correggono seduta fanno stante. bene, vuol dire che sono attenti, fanno molto bene. E poi è passato ulteriormente a dire di tutte le altre amenità che vengono, diciamo, quindi lui si domandava, diceva, ma voi, tra l'altro tutti incavolati, con sguardi che non ti dico, mentre lui diceva queste cose, che diceva, ma scusate, quindi voi adesso oggi volete fare, diciamo, di nuovo una comunanza mondiale tra noi e voi, però tra noi o quegli altri, ha fatto capire, con chi la volete fare? Perché noi vogliamo la verità e non vogliamo situazioni in cui un governante viene regolarmente eletto, come in Romania, e voi dite che non solo dite che non è quello giusto, ma minacciate addirittura che se la stessa cosa succede in Germania farete la stessa cosa in Germania. Gliel'ha detto chiaro a tutti quanti. Quindi non ha detto solo quelle semplici, ha fatto un intervento di 20 minuti, non lunghissimo, sì. Ma non ha detto solo quelle 2 righe che hanno riportato i giornali, ha tirato mazzate da tutte le parti. Quindi, tornando alla tua domanda iniziale, cioè oggi non sono
gli Stati Uniti che non sono, è vero, anzi, che sono due Stati Uniti diversi, non sono gli stessi Stati Uniti di prima. Questi sono altri, sono gli Stati Uniti che anche nel primo mandato di Trump non avevano mai fatto una guerra, anzi tendevano a chiuderle tutte e vogliono chiudere anche queste qua. Quindi, Carlo, perdona la domanda da $1 miliardo, riusciranno a chiuderla o la posizione dell'Europa è determinante? Perché io questa Europa la vedo di male in peggio, cioè ieri questi 6-7 attori che erano riuniti a Parigi avrebbero dovuto facilmente mettersi d'accordo, invece non c'erano due paesi che avevano la medesima opinione su quello che c'era da fare in Ucraina, persino Inghilterra e Francia o Inghilterra e Danimarca avevano idee diverse rispetto a quello che c'era da fare. Qua il discorso da fare è lungo, anche perché a me questa Europa purtroppo ricorda sempre più l'Unione Sovietica agli ultimi tempi. Mi ricordo che, ora userò dei francesismi, chiedo scusa, quando c'era un alcolismo assurdo negli ultimi anni di Unione Sovietica, e cosa facevano? Cosa fece il governo sovietico? Aumentò le tasse sulla vodka, partirono tutta una serie di campagne contro l'alcolismo, aumentarono le tasse sul vino, facendo saltare la Moldavia, che era lo stato sovietico che produceva più vino in assoluto, lo vendeva in tutto il resto dell'Unione. E insomma, quando vedo che il problema dell'Unione Europea, invece di fare la pace, invece di proteggere le imprese, invece di costruire innovazione, insomma c'è tantissimo da fare, tu lo sai meglio di me, ne parliamo da anni in questa radio, e mettere le etichette sul vino e chiedere le tasse sul vino e sugli alcolici, a me sembra un po' gli ultimi anni dell'Unione Sovietica, che la gente beveva di brutto perché andava tutto a puttane, scusatemi il francesismo, e l'Unione Sovietica, invece di risolvere il problema economico e istituzionale che l'affliggeva, si metteva a pensare a queste cose qua. Sono io che sono allucinato ma direi proprio di no, Federico, perché ormai si sta aprendo gli occhi. Lasciamo perdere, diciamo, la piccola censura che è stata fatta sull'intervento di Vance, che è stato pesantissimo. Permettimi, scusa, sì. di fare una piccola postilla all'intervento di Vance. L'intervento di Vance, oltretutto, pesante come è stato, ha portato un altro messaggio indiretto, se vuoi ne parliamo dopo, però poi giustamente rispondo alla tua considerazione. Il messaggio indiretto era di Trump, che praticamente ha detto: signori, se tenteranno di nuovo di ammazzarmi, vi beccate questo. È Vance che prende il mio posto, come per dire, guardate se vi conviene. Tra l'altro ti dico, un intervento di 20 minuti a braccio, con una lucidità e una logica da paura, quindi proprio da persona, voglio dire, che in chiaro nella testa quello che succedeva, con una chiosa finale dedicata a Giovanni Paolo II, a Papa Wojtyla, con una frase in cui lui diceva: guardate che Papa Wojtyla lo diceva per primo, di fronte alla verità non abbiate paura, comportatevi sempre secondo quella che è la verità. Comunque, tornando a Postilla, per dire che c'è il messaggio: state attenti a non sparargli di nuovo a Trump, che se no arriva uno che è giovane, è tosto e che ha le idee chiare. Sì, ricordiamo che è stato nei Marines anche, cioè questo ragazzo qua, Sì, questo sì. giovane, conosce la guerra. Non è qualcuno Sì, chiuso sì. nei palazzi o ha avuto una carriera folgorante anche nel mondo della finanza, è preparatissimo, è un uomo che con il suo libro Elegia Americana ha venduto milioni di libri, non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, cioè è una persona preparatissima. Non voglio dire le parolacce, però è con i contro, lascio a voi finire, ecco, non si può far fesso una persona del genere. Sì, quindi loro sostanzialmente, c'è anche questo aspetto, no? Che lo si vede spesso. Chi ha combattuto veramente normalmente poi è contro la guerra, perché sanno che cosa vuol dire, cosa comporta per i civili, i bambini, le donne, i vecchi. Cioè, ormai lo vediamo, una guerra è una catastrofe per tantissime persone. E quindi l'Europa, tu mi dici l'Europa, e chiedi: ma l'Europa che ruolo ha? Intanto non è solo una questione
secondo me di discordanze, che ovviamente ce n'è una marea anche di quelle, ma tanto noi, Federico, è anni, no? È anni che diciamo delle ingiustizie di carattere economico, del fatto che ci sono paesi che fanno accordi sotto banco e poi se la prendono con paesi contro paesi come l'Italia, che invece cercano di fare le cose per bene. Quindi la discordia c'è, però parliamoci chiaro. Oggi, se gli ucraini devono sparare un missile che arriva in Unione Sovietica, e Putin gliel'ha detto a loro, quei missili devono essere guidati dai satelliti. L'Europa, prima domanda, ha i satelliti sufficienti per fare questa guida? Prima domanda, perché oggi gli ucraini stanno utilizzando i satelliti americani, tra l'altro i satelliti di Musk. Prima domanda. Seconda domanda, l'Europa, vai a vedere se è vero. Sai, noi siamo persone di conti, di numeri, e li vorremmo vedere sempre. Facciamo finta di crederci e dicono, ma noi, hanno detto l'Europa, noi abbiamo dato più soldi dell'America alla guerra. Vai a vedere se è vero. Non è vero, da quello che so io l'Europa ha dato 135 miliardi di euro all'Ucraina, scritto dal Messaggero, Gli Stati Uniti più di 200 miliardi all'Ucraina, scusa, nota di redazione come si dicevano, NDR, vai Carlo. Ok, insomma qualcuno invece di là ha detto il contrario, ma mettiamo che abbiano dato, facciamo finta che abbiano dato alla pari. Ma se io ti levo la metà dei soldi, dei finanziamenti, quindi gli Stati Uniti potrebbero dire non fai la pace, io ti levo i soldi, ti levo i satelliti. Quindi, voglio dire, l'Europa per prima dovrebbe dire a se stessa, ma io sono in grado di continuare la guerra, di far continuare la guerra da sola senza gli Stati Uniti? Io penso che tutti si metterebbero a ridere di fronte a un'affermazione di questo genere. Tutti si metterebbero a ridere. Quindi gli Stati Uniti è chiaro che hanno istituito un tavolo di pace. Al tavolo della pace chi partecipa? Quelli che vogliono la pace intanto. L'Europa ha mai detto, tranne Orban e ultimamente qualche volta qualche italiano, si è mai sentito qualcun altro che voleva la pace? E tu non è che puoi far partecipare a un tavolo di pace chi invece questa pace non la vuole. E quindi per forza fai mancare il supporto tecnologico militare, fai mancare, diciamo, buona parte dei finanziamenti, non vogliamo dire la maggioranza, però comunque buona parte. Fai attenzione, fai mancare copertura tattica. E cosa intendo per copertura tattica? C'è una voce che gira da tempo che dice che gli ucraini che ricevono quei soldi non li spendono tutti nella guerra. Sì, che un 30-50% di quei soldi e quelle armi spariscono magicamente. C'è chi dice addirittura che finiscono qualcuno, in Messico. Gli amici dell'amico. Sì. Quindi, voglio dire, il giorno anche che mettiamo che gli Stati Uniti si tirano fuori, quindi non danno i loro soldi, all'Europa vengono chiesti altri soldi e si viene a scoprire che i soldi se li erano imboscati con degli importi importanti, voglio vedere poi gli europei. Non saranno mica solo i rumeni che si incavolano, Che dici? Sì, assolutamente. Tanto
La testa è anche un po' in Germania su quello che succederà, perché insomma da quello che sto sentendo da vari giornalisti della Repubblica e del Corriere c'è un fortissimo nervosismo nella dirigenza, nell'establishment europeo, dei giornaloni che contano, e ci siamo capiti. Quelli hanno già detto che gli fanno fare la stessa fine che hanno fatto fare ai rumeni. Gli invalidano le elezioni. Dice le elezioni valgono se vinco, se perdo no. Vedremo poi la reazione. Vedremo. Ammettiamolo, sono anni molto belli perché per chi vuole capire, perché poi lo sappiamo anche che c'è gente che le cose non le vuole vedere, no? Ma per chi vuole capire sono anni abbastanza belli perché stanno succedendo delle cose incredibili, tragiche anche purtroppo, e questa è la parte. Scoprire che di 200 miliardi o 300 miliardi che sono arrivati in Ucraina, probabilmente 100 miliardi sono spariti da qualche parte, lo voglio vedere, lo voglio vedere. E Biden ha dato la grazia a tutti quanti quelli che erano in quel giro, la grazia preventiva, compreso ai suoi cognati, ai suoi parenti, non solo a suo figlio. Sì. Lì l'hanno presa in tanti la grazia in famiglia. Vediamo quello che succede. Io ho anche sentito dire che l'obiettivo degli Stati Uniti, purtroppo mi dispiace per chi ci credeva, non era fare il cavaliere bianco per l'Ucraina. In verità l'obiettivo della guerra che gli Stati Uniti di Biden hanno voluto era staccare l'Europa dalla dipendenza dei gas e idrocarburi dalla Russia e insomma creare una corsia preferenziale per il proprio gas, e ce l'ha fatta. Infatti gli Stati Uniti sono il primo esportatore di gas in Europa. E quindi da quello che mi è parso di capire, Trump è l'uomo che deve mettere fine alla guerra, perché l'obiettivo per gli Stati Uniti è stato raggiunto, ossia far esplodere il Nord Stream che portava direttamente il gas, quindi l'energia, dall'Europa alla Germania, far fuori l'Europa a livello economico perché non è più competitiva. Se tu paghi il gas 3-4 volte rispetto ai tuoi principali competitors, sei fuori da qualsiasi mercato, giustamente, e insomma l'obiettivo è stato raggiunto, mission accomplishment, come dicono gli inglesi. Però a me viene un dubbio, scusa, Sì. Se tutto questo schema fosse giusto, Trump dovrebbe continuarla la guerra, perché se smette la guerra e ritorna a fluire di qua il gas russo, è chiaro che non comprano più quello loro. Io penso che non fluirà mai più il gas. Cioè, dall'idea che mi sono fatto io, sicuramente i gasdotti non verranno mai più riaperti. Poi magari sbaglio io. Ma secondo io invece tendo a pensare di sì, perché i primi a volerlo sono i tedeschi. I primissimi a volere questa cosa sono i tedeschi. Quindi io non sarei ad ascoltare quello che dice Zelensky, perché Zelensky ne ha dette tante di cose e ne ha dette anche tante e non ne ha dette anche tante di cose. Quindi non so se faranno le cose come dice lui, quei ricconi che sono diventati ricconi che lo attorniano grazie a questa cosa. Lì quando Putin continua a dire tratto con l'Ucraina, ma solo dopo che ci sono state le elezioni, perché siamo sicuri che se fanno le elezioni le vincono di nuovo, vince di nuovo questa oligarchia che si è arricchita, e che gli ucraini questa cosa non la sanno e la vogliono così ancora, ma non so neanche se la volevano prima. Non sono neanche tanto sicuro, perché è vero che l'abbiamo detto forse l'altra volta, Zelensky ha preso il 73% dei voti quando è stato eletto, questo è vero, ma perché lui è un russofono
Zelensky è russofono, Bravo, sì. Aveva promesso la pace con la Russia, era il aveva primo promesso punto. la pace, quindi ha preso anche i voti di tanti russofoni, perché se no si sa che l'Ucraina era divisa un po' di qua, un po' di là, una volta vincevano i filo occidentali, una volta vincevano i filorussi. Quindi Carlo, è tutto da vedere. Carlo, ti devo interrompere perché per esigenze di palinsesto dobbiamo andare in pubblicità. Noi torniamo subito. Va bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci in diretta con lo Spazio PIU, Professionisti Imprenditori Uniti, rigorosamente in diretta via Calabrero 41. Siamo in diretta insieme al nostro carissimo amico, ma soprattutto scrittore, economista e conferenziere Carlo Maria Persano, e stiamo ragionando un po' dell'attualità di quello che accade. Infatti, Carlo, c'è una persona che a me mi fa ultimamente molta simpatia, nonostante tutti i guai che ha combinato nelle sue varie vesti, è un certo Mario Draghi, che dopo anni e anni di elogi sperticati all'Europa, al sistema, ha detto in verità l'Europa è da anni che non fa un sacco di cose, non investe in innovazione, non investe nella ricerca, lo vediamo sotto tutti gli occhi di tutti. L'Europa non ha mai fatto il suo dovere. Sono contento che Mario Draghi se ne sia accorto e mi è piaciuta, cioè mi ha lasciato di stucco questa frase: l'Europa i dazi se li è messi da sola. È vero, però lui non è esente da questo che è successo. Adesso si tira fuori dicendo così, o tenta di tirarsi fuori. Ma l'Europa che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto per decenni? Ha trasferito know-how, tecnologia, gratuitamente, diciamo in Cina, per intenderci, ma non è solo la Cina. Comunque la Cina, diciamo, è la cosa più evidente a tutti quanti. Quindi gli ha regalato sistemi di computerizzazione, gli ha portato le tecnologie per costruire i microprocessori, tutta la tecnologia possibile e inimmaginabile l'ha portata di là, con l'intento riuscito di creare aziende che diventassero satelliti dell'Europa e costruissero una serie di prodotti infinita a un costo più basso per riportarle poi in Europa e abbassare gli stipendi e le pensioni degli europei per avere un equilibrio mondiale su stipendi e pensioni, in modo che che fossero messi in competizione tra di loro le varie aziende, le varie nazioni. Tutto questo nella convinzione dell'Europa, soprattutto i tedeschi e francesi e i loro amici tipo gli olandesi, che tanto prima o poi la Cina, prendiamo sempre la Cina come esempio, avrebbe avuto una necessità di un welfare identico a quello europeo. Dicevano, ma tipo, ancora 10 anni fa dicevano, ma ce ne sono già 300 milioni che vivono al nostro livello, fra un po' tutti vorranno gli ospedali, vorranno la pensione, vorranno gli studi, eccetera, le università, eccetera, eccetera. Questo era il progetto della globalizzazione, un progetto sposato alla grande da Draghi. Draghi era uno dei fautori internazionali di questo progetto. Poi che cosa è successo? Adesso lui dice ce li siamo dati da soli i dazi.
Cosa è successo dopo? È successo che i cinesi non sono così disastrati, non sono mai stati così disastrati come erano immaginati. Io personalmente ho lavorato a lungo in Cina per aziende internazionali e vedevo esattamente tutte queste, ero stupefatto nel vedere tutte queste cose mentre accadevano in quel modo. E vedevo anche il livello degli ingegneri cinesi che venivano a lavorare in quelle aziende, venivano assunti e mi dicevo però è un ottimo livello, non a livello dell'ingegnere italiano, quello no, però ce n'erano anche di grande livello, qualcuno, la media no, qualcuno sì. Sì. E che cosa è successo? Che è successo che a un certo punto i cinesi hanno sviluppato, grazie a tutti quei regali di tecnologia iniziale, hanno bruciato i tempi e hanno sviluppato una loro tecnologia. Alle volte anche più importante nell'industrializzazione, perché rispetto a quella europea o americana, industrializzazione vuol dire che io scopro una cosa, poi per metterla in pratica in un ciclo produttivo è tutto un altro lavoro, c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Loro questo lavoro l'hanno fatto, questo secondo lavoro, quindi l'adattamento dell'innovazione al ciclo produttivo l'hanno fatto molto in fretta, sono stati bravissimi in questo, bisogna riconoscerlo. Sì, lo Una vediamo. volta che hanno fatto... Lo vediamo un Sì, po' dimmi. in tutti i settori, dai chip fino alla produzione di veicoli civili, Sì, anche aerei e soprattutto militare, attenzione. nell'altissima tecnologia e nella tecnologia militare, tra Sì, l'altro. sì, ma in una maniera preoccupante, cioè lo possiamo dire preoccupante, perché prima o poi, almeno molti dicono che la scelta di Trump di fare la pace con la Russia sia dovuta dal fatto che gli Stati Uniti si troveranno prima o poi un mega avversario nel Pacifico e non è più il vecchio Giappone imperiale, ma sarà la grande Cina. E si dice che gli Stati Uniti non amano avere avversari nel Pacifico. Avere un avversario nel Pacifico vuol dire avere un avversario dietro casa, dietro Los Angeles, dietro Seattle, ecco, per farvi capire un po' a casa. Sì, d'altronde Stati Uniti 28 mila miliardi di PIL, cinesi 18 mila miliardi di PIL, sono il secondo PIL mondiale in questo momento. Quindi è evidente che può succedere quello che stanno paventando e che hai appena descritto tu. Detto questo, loro che cosa hanno iniziato a fare? Io prendo l'automotive, perché tutti dicono automotive, il problema del green. Non è vero che è il problema del green. L'automotive soffrirebbe comunque, green o non green. Perché? Perché i cinesi hanno imparato a fare le macchine in maniera anche sofisticata, stanno migliorando anche in quell'aspetto sempre di più. La globalizzazione, come con tutti gli altri prodotti, io sto prendendo l'automotive come esempio, stanno invadendo l'Europa e di punto in bianco la Volkswagen scopre di avere il 25% della capacità installata non utilizzabile, perché non vende più il 25% dei suoi prodotti, e quindi parlano di chiudere 3 stabilimenti se non vogliono fallire, cosa che ovviamente non succederà. Sì. Quindi è questo il fatto di dire i dazi ce li siamo messi da soli. Gli hai regalato tutta la tecnologia, hai fatto gli accordi sottobanco, tu Germania, tu Francia, tu Gran Bretagna, perché all'inizio li facevano anche la Gran Bretagna, poi sono usciti e quindi non erano più sottobanco, ma erano soprattutto questi tre. Facevate gli accordi sottobanco con la Cina naturalmente vi lasciava fare tutti gli accordi possibili perché sapeva che dove e come voleva crescere nell'innovazione, nella tecnologia, nella produzione, eccetera, eccetera, e quindi adesso ti trovi a dirgli non portare qui più le tue automobili perché sennò non vendo più le mie e devo chiudere gli stabilimenti. Ma
Questo oggi, se glielo vai a dire, loro dicono va bene, allora tutti gli accordi sottobanco che avevamo saltano, perché l'interscambio avveniva così, no? Per alcune nazioni con gli accordi sottobanco e per le nazioni come l'Italia solo tutto in trasparenza, seguendo il World Trade Organization, la World Trade Organization. Quindi è questo che è successo. E non c'entra niente il green, non c'entra proprio niente, cioè c'entra in minima parte, perché tanto sarebbe successo comunque, green o non green, gas o non gas sarebbe successo. Carlo, possiamo dire che ne parliamo anche in questa radio da circa 8-9 anni di questo? Sì. Non per tirarcela che ce l'avevamo vista lunga, però manco a farla apposta. No, noi abbiamo detto subito che si stavano commettendo degli errori ma secondo me non bisognava neanche essere dei geni per capirlo. Non so come mai, dove pensava, come mai Draghi pensava che le auto cinesi non sarebbero mai arrivate a fare concorrenza alle auto europee. Non so dove l'ha pensata questa cosa qua. Cioè, voglio dire, sembra uno che non ha mai lavorato, non è mai stato dentro un'azienda. E dicevano che era il migliore di tutti noi, pensate un po'. Allora apriamo le linee 0292947222, ripeto 0292947222, rammento anche a tutti il numero di WhatsApp, il 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. E ora ci troviamo in questa situazione molto grave. Di fatto c'è una crisi abbastanza profonda in Europa, dovuta al fatto che tra l'altro eravamo l'unica area al mondo, come abbiamo detto un sacco di volte, che ha aperto il mercato senza chiedere nulla in cambio. A me fa impressione quello che ha fatto... No, regalando la tecnologia. Addirittura mi fa impressione quello che ha fatto Trump con il Messico. Ha detto mettete i militari e bloccate il traffico di droga, di armi e di clandestini, altrimenti siete fregati. Il Messico nel meno 24 ore ha mandato 10.000 soldati, stanno facendo sequestri in continuazione sia di droga che di armi. L'Europa nemmeno quello, perché ha fatto accordi con la Tunisia, con tanti paesi del Nord Africa per l'agricoltura, asfaltando la nostra di agricoltura. Voglio ricordare, si usano pesticidi che da noi sono vietatissimi, non sono nemmeno concepiti, però loro possono passare a te invece, chiedono agricoltore italiano sto mondo e quell'altro, e ti vietano addirittura di usare i fertilizzanti di ottima qualità che venivano prodotti qua, perché pure questo non si può più fare, senza nulla chiedere in cambio, anzi accettando condizioni capestro, unica area al mondo. Ma abbiamo già la prima chiamata. Scusami Carlo, passiamo sì, lo so che fremi, e ora ti diamo la replica insieme alla domanda dell'ascoltatore. Quindi buonasera, chi è, dove chiama? Buonasera, Berengaro in Subrico da Roma. Io saluto tutti intanto. La prima cosa che volevo chiedere è ma come possiamo fare a conciliare una politica come quella europea della riduzione del debito, dei debiti pubblici e tutto, con la necessità di rateizzare quelle che sono poi le tasse pregresse di gente che ha dichiarato ma non è riuscito a pagare. Io sono un imprenditore, per cui telefono anche per prodomomia. E seconda cosa, se è possibile eliminare la sovrattassa del pago PA, perché il cittadino comune, anche l'euro che versa alla banca ogni rata, adesso si parla di pagare 10 anni di rateizzazione, sono 10 rate, sono 10 anni di tassa occulta che viene regalata alle banche grazie a gente come Draghi, Draghi o chi altro. Che l'ha inventato. Grazie Berengario, scusami, ma abbiamo un sacco di chiamate in coda e purtroppo mancano nemmeno 10 minuti. Grazie. Grazie. Carlo. Ma io devo dire una cosa all'ascoltatore che ci ha appena chiamato. Attenzione, è vero che a chiacchiere parlano di riduzione del vero. Intanto fatevi la domanda di come mai non c'è più il problema dello spread, ricordate il titolone fate presto, il debito ha continuato a salire a botte di 80, 90, 100 miliardi all'anno e adesso vedete che non dice niente più nessuno. Perché?
perché adesso il debito lo stanno facendo anche gli altri. Allora, c'è stato un accordo evidente, anche se non firmato, tra la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea. E attenzione, guardate che tutte e due, nell'era Biden e nell'era Merkel, e poi seguita con Draghi, Lagarde e von der Leyen, hanno stampato rispettivamente 2.800 miliardi di dollari e 2.600 miliardi di euro, che non si sa dove sono finiti, non in Italia. Sì. Non in Italia, non nel PNRR, niente. E si immagina che sono finiti perché era ormai evidente la crisi Germania, Francia essenzialmente, e saranno finiti tutti da loro. Io è una domanda che sto facendo da almeno 2 anni, di sapere dove sono finiti quei soldi lì, e nessuno ancora mi ha risposto. Per di più, per rispondere ancora all'ascoltatore, quando la von der Leyen ha incaricato Draghi di fare quell'analisi per capire cosa deve fare l'Europa nei prossimi anni per innovarsi, Draghi è venuto fuori con una richiesta di stampare altri 800 miliardi, e chissà anche questi a chi devono andare a finire. Quindi andiamoci piano con la riduzione del debito. Lui ha detto giustamente, è un po' in contraddizione con la questione delle tasse, è molto in contraddizione, ma la verità è che non solo non lo ridurranno più, ma se vogliamo poi parlarne, innesca un ennesimo problema, che è il problema della de-dollarizzazione e anche forse della de-eurizzazione, perché gli stati che producono, per dire, gas, petrolio, che vendono i loro prodotti ormai, come la Cina e l'India, hanno iniziato a dire: ma scusa, ma tu mi vuoi pagare il mio petrolio e il mio gas con dei soldi del Monopoli che hai stampato? È questo che sta succedendo, ed è questo per cui Trump adesso va a fare gli accordi, perché lui vuole innanzitutto bloccare questa fuga, non so se ce la farà perché è enorme, è diventato ormai, questa fuga del deficit americano, perché loro stampano in continuazione perché devono pagare la spesa federale degli Stati Uniti. Ci hanno messo Musk per cercare di ridurla. Carlo, a proposito di questo, scusa se ti interrompo. Mi è piaciuto molto, insomma, le prime azioni di Musk con l'USAID, insomma, spieghiamo, l'USAID è l'Agenzia di Cooperazione allo Sviluppo Internazionale, almeno dovrebbe esserlo, che è stata in pratica chiusa su 2 piedi, ha un bilancio di 200 miliardi di dollari, con cui si finanziava qualsiasi cosa, forse tranne che aiutare la povera gente. Ma in Europa questa attenzione ai tagli del bilancio, ai rami improduttivi, prima o poi la vedremo, perché sappiamo che c'è in Argentina Milei, che a me fa più ridere, che non so se qualche risultato alla popolazione argentina lo sta portando, però insomma è un personaggio con la motosega. Invece vediamo che Musk con i bisturi, insomma, sta andando a incidere proprio là dove le centrali internazionali del pensiero unico mangiavano alla grande. Bella domanda, ma io ti dico come la vedo io. Cioè, io prendo la Germania, tra un po' ci saranno le elezioni. Allora, già i tedeschi sono, uso i tuoi francesismi, incavolati neri, questo è un po' più dolce come francesismo, sì. Per la questione dell'emigrazione. Vance li ha accusati anche di questo l'altro giorno. Avete riempito scientificamente di persone, gli ha detto, e oggi un abitante su 5 della vostra Europa è uno straniero che avete fatto venire qua. Gli ha detto questo, testuali parole. Io c'ho il video dell'intervista, quindi ha detto testuali parole. Quindi non solo i tedeschi, che prossimi all'elezione, ma come anche tutti gli altri europei, sono incavolati neri di questa cosa qua, ma per di più, se oggi gli vai a dire, in una situazione in cui questi geni della globalizzazione, anche tedeschi ovviamente, no?
hanno creato questa situazione nelle fabbriche tedesche, nei posti di lavoro tedeschi. Mi vai anche a dire che devono tagliare dei posti di lavoro nell'apparato statale, ma succede come alla Repubblica di Weimar. Ci siamo, l'aria è particolare, questo l'ho capito anch'io. Perdona l'interruzione. Quindi staranno ben attenti a non farlo. Perdonami, però abbiamo un altro ascoltatore in linea e diamo voce alla nostra gente. Quindi buonasera, chi è, da dove chiama, in velocità perché a breve dobbiamo chiudere. Allo? Buonasera. Niente, l'abbiamo perso, ascoltatore in linea. Ci dispiace, quindi andiamo in chiusura noi perché con i potenti mezzi della regia di Radio Libertà forse riusciamo a recuperare l'ascoltatore. Pronto? Eccolo qua. Buonasera, chi è, dove chiama? Se possibile in velocità, grazie perché siamo agli sgoccioli. Sì, sono Fabrizio di Sabbio Chiese, mi sente? Forte e chiaro. Sì, va bene, allora io ho vissuto tutta la fase del Mr. Draghi. Come imprenditore io sono stato danneggiato tantissimo, sia dall'ingresso nell'euro e poi dall'apertura sconsiderata alla Cina. Allora, quando si parla di questo qui e lo considera un genio, io vorrei capire da che basi partono, perché io mi ricordo le privatizzazioni italiane fatte anche con la complicità del signor Draghi, che praticamente ha svenduto le autostrade che portavano dei soldi veri allo Stato italiano, erano di proprietà del popolo italiano, le ha vendute e ci ha tolto praticamente un'entrata di quelle potenti. Poi ha tolto la telefonia, l'ha svenduta dove eravamo tra i primi in Europa. E allora mi chiedo, ma i benefici per gli italiani, io da parte di questo signore non li ho mai visti. E poi mi ricordo anche che verso la fine degli anni 90 io frequentavo tantissimi artigiani qui nella zona dove c'era la lavorazione dei metalli. Era tutta gente che al massimo aveva la terza media. Però ragionamenti così intelligenti come facevano queste persone che avevano capito tutto di quello che stava succedendo. Io dei nostri politici tipo Prodi e Draghi non li ho mai sentiti. Qui si era capito subito l'andazzo. Ai primi anni 2000 avevamo detto se questi aprono alla Cina e mettono una moneta forte noi moriremo. Non ci voleva molto a capirlo. Quando mi parlano che questo è intelligente e capace io tremo perché se sono questi quelli capaci speriamo che vengano gli ignoranti. Va. Ti saluto. Carlo, lascio a te replicare e anche fare le conclusioni perché ormai manca qualche minuto. Guarda, questo ascoltatore le ha dette tutte giuste. Sostanzialmente, intanto se lo dicono da soli, che sono bravi e intelligenti. Ovviamente hanno in mano quasi tutta la finanza, quasi tutti i media, eccetera, e quindi stabiliscono loro chi è bravo e chi non è bravo. Chi va contro di loro non è bravo. Savona che va contro di loro non è bravo. Lo stesso Berlusconi prima maniera, che aveva provato a mettere in discussione questo schema, era diventato immediatamente cattivo e c'era la guerra dello spread, se ricordate. Quindi prima cosa se lo dicono da solo. Seconda cosa, sui piccoli imprenditori, allora, nonostante il disastro che hanno combinato, siccome gli italiani sono un grandissimo popolo, nonostante l'industria stia andando a picco a causa in buona parte della Germania, perché noi siamo il loro terzista, dovete sapere che lo scorso anno l'export ha toccato 650 miliardi sul PIL e quest'anno toccherà i 679 miliardi. Tutti in paesi sperduti o dove non ci va quasi nessuno. Tutto in paesi ciò vuol dire che gli italiani hanno imparato a parlare le lingue, si sono impossessati di tecnologie raffinate, come probabilmente quegli artigiani di cui parlava l'ascoltatore, e porteranno nelle casse 679 miliardi di PIL, nonostante il disastro mondiale che hanno fatto tutte queste persone qui. Quindi sono d'accordo su tutte e due le affermazioni che ha fatto, perché sono d'accordo e sono dimostrate, compresa l'affermazione che bisogna ascoltare queste persone che poi sono quelle che portano il benessere dell'Italia, perché il fatturato dell'export, oltre al fatturato del turismo, è il fatturato più buono di tutti. È il fatturato che
che dà più beneficio a un paese come il nostro. Ecco, quindi questa è la mia risposta. Sì, assolutamente. Tutto fatto dalla provincia profonda, come... Tutto fatto dalla provincia profonda, ma guarda che anche il triangolo Milano, Brianza e Bergamo, dove non c'è solo provincia, voglio dire, sta lavorando alla grande. No, la provincia è intesa come periferia. Tutta Italia, il sud, tutti hanno preso la valigetta e stanno girando per cercare fatturato. Alla faccia di chi ci ha governato e di chi ha portato questo disastro negli anni. Più che governato, di chi ci ha sabotato, e purtroppo Mario Draghi è uno di questi, forse uno dei maggiori responsabili insieme a Romano Prodi. Stanno assumendo tutti quanti il più possibile. Sì. Nonostante il calo industriale, c'è il dato sull'occupazione che sale, perché tutti questi che stanno andando in giro per il mondo stanno assumendo il più possibile, anche per la paura di vedere i giovani che vanno via, perché purtroppo questa situazione per l'Italia ha causato anche questo, che vanno via i giovani a botte di 100.000. Poi, siccome sono tutti giovani antigovernativi della sinistra, tu ricorderai il ministro Poletti che disse: questi giovani meglio perderli, ti ricordi? Sì, me lo ricordo bene, come se fosse ieri, me lo ricordo. I ciusi. Loro così sono rimasti. Quando li hanno visti andare via, per loro era una manna, perché diceva: bene, sono tutti voti che sarebbero stati contro di noi. E li hanno sostituiti con altri giovani, ma questa è storia che stiamo vedendo giorno dopo giorno. E hanno devastato quello che era un paese meraviglioso, con tanti problemi, ma davvero meraviglioso. Siamo qua a testimoniarlo giorno dopo giorno, con tante voci, tanti pensieri. E purtroppo noi la nostra azione di testimonianza per oggi finisce qua, è volata davvero via quest'ora. Voglio ringraziare Carlo Maria Persano per questa meravigliosa chiacchierata che ci ha concesso. Grazie a te, Federico, per l'invito. Ecco, e allora ragazzi, preparate i popcorn, perché l'attualità è davvero meravigliosa. Posso dire che mi sto divertendo, anche Carola ha detto, sta succedendo di tutto e di più, quindi tenete sempre pronti i popcorn, e nel frattempo che cucinate i popcorn ascoltate la trasmissione che arriva dopo di noi. Restate sempre all'ascolto di Radio Libertà. Grazie a tutti, buona serata con noi. Ciao! Avete ascoltato Spazio Più.